Amici bellini, buongiorno! C'è uno Spalletti carico. Oh, mi cadono le cose. Chi era che faceva così in un film? Ma mi ricordo, cominciamo. Credo che fosse tipo, non è Siamo Uomini Caporale, comunque era roba di guerra di Totò, quando quello dice basta dimostrare di essere a posto con la legge e il permesso si ottiene. Quindi credo che possa essere i due marescialli, ma me lo dovete dire voi sotto nei commenti che siete più bravi di me. Ringrazio, no, Carl Chinaschi l'ho già salutato, quindi qualcuno si iscriva al canale, che guardate non vi iscrivete, siete pazzi, così si sblocca tutto ciò, e arriviamo a 14.000 perché è un numero a me caro, il 14. È il numero di Mertens e si parla anche di Mertens, quindi lasciate un like per Dries Mertens, chiedo i like facili, e se arriviamo tipo a 1000 io ve lo faccio uscire il video, cerco il tempo e vi faccio uscire il video di voto generale del pagellone del mercato. Insomma, dobbiamo valutare il mercato non solo del Napoli ma anche delle altre, perché il mercato del Napoli da solo non serve a niente. Ma andiamo alla vigilia, quindi alla conferenza di vigilia di Lazio-Napoli. Cosa voglio rivedere? Voglio rivedere qualità di gioco, meno tocchi, un tocco da Davanini si dice a Napoli, meno tocchi per poter arrivare con più qualità in attacco. Poi gli si chiede di Kvara dello stato di forma, dice sono cose normali, un adattamento che deve avere, perché dice molto bene le prime due, forse meno bene le seconde. Poi vi lancio uno spunto, vi ricordate che l'anno scorso Spalletti faceva la stessissima, però la stessa cosa con Insigne, che lo sostituiva molto spesso, al 70esimo gli faceva risparmiare dei minuti eccetera eccetera, che poi sommati diventavano quasi 90 minuti di partita risparmiata, che ci piaceva quella cosa, poi dopo è cambiato. Quindi vediamo come si svilupperà la situazione con Kvara non è Insigne e siamo d'accordo, poi si è sviluppato tutto un rapporto Insigne capitano, Insigne in scadenza, Insigne Spalletti però con Mertens, quindi si è creato un rapporto diverso. Gli equilibri di spogliatoio, dovete andare oltre a quelli che sono le semplici scelte tattiche o tecniche, il rodaggio dei nuovi, siamo a buon punto, bisogna giocare forte, un gioco continuo, perché poi devi attaccare, poi devi recuperare, devi riaggredire, insomma una roba alla Benitez, sin prisa, sin pausa. La Lazio concede qualcosina, il 4-3 contro il 4-3 e ci parla un pochino, ci ricorda un pochino di Sarri c'ha questo 4-3 che è rigido e riconoscibile, ma i moduli si deformano. Si è divertito molto Spalletti a ricordarci, qualora ce ne fosse bisogno, ovviamente ce n'è bisogno per qualcuno degli addetti ai lavori molto legato ai numeretti, che non intuisce che poi alla fine si parte da un concetto di numero, ma come abbiamo imparato da Ancelotti, dallo stesso Gattuso, forse con Sarri, ma lo stesso con Sarri, perché tu il 4-3 di Sarri abbiamo capito, ma tu ti ritrovavi la catena di sinistra con Gulam che era praticamente un attaccante aggiunto, con tutti dei movimenti, il lato forte e il lato debole, e Spalletti oggi si è divertito a ricordarci delle cose anche banali, se permettete, che però sono importanti tenere presenti. I moduli quindi si deformano e bisogna occupare i vuoti creati dagli avversari che ti inseguono, e quindi qua ci dice, ci servono anche delle letture, cioè io do un modulo iniziale ai giocatori, ma i giocatori poi devono leggere nella partita dove si sono creati questi vuoti, che possono essere diversi da quelli che tu hai preventivato in allenamento, e lì inserirsi e far male. Il mercato chiuso, cosa dice ai tifosi? Sono felicissimo, sono molto ambizioso, sono ambizioso io, ma non garantisco niente. Se mi volete io alleno e sono contento di allenare, un po' una risposta a quelli che hanno attaccato Spalletti in questa settimana. Raspadori è un giocatore molto duttile, regge la marcatura, ci descrive un Raspadori che è forte anche fisicamente, che è muscolare, bello e buono, dice può fare il trequartista, può fare l'esterno, può fare la mezzala. Ti prego non metterlo mezzala Raspadori, ne abbiamo a bizzeffe di mezzale
ti prego Spalletti non mettere Raspadori in mezzala. Insomma, si è trovato a parlare per dire ma non lo vedremo, penso mai in mezzala. Però sai, nel calcio liquidissimo Raspadori viene incontro e si troverà in qualche momento nel ruolo di Mezzara. Lo Botka e lui risponde direttamente: Tanguy è forte, il rumore della palla. I più bravi di voi, più attenti, si ricorderanno di quando Guido Gentile, che vi saluta sempre, ci raccontava che il passaggio di un giocatore, ci parlava di Hamsik, il rumore della palla. Ecco perché bisogna stare allo stadio e vedersele 2 volte la partita. Il rumore della palla quando la passava Hamsik, certi giocatori così, è diverso dal rumore della palla di quando la toccano altri. Quelle sono sfumature che non si colgono se non stai allo stadio, e non si colgono se non le cerchi queste sfumature. E Spalletti ce lo richiama questo fatto, dice: il rumore della palla quando la calcia è un rumore di quelli forti, insomma il giocatore è quello forte. Kim è una certezza. L'anno scorso, dopo una partita steccata, poi abbiamo fatto bene in generale. Spalletti, siamo d'accordo con te, poi ci sono state quelle 3 partite ravvicinate dove insomma abbiamo perso lo scudetto, ma andiamo avanti. Però ci dice pure l'anno scorso abbiamo fatto così perché c'era quella personalità di quel gruppo, quindi adesso dobbiamo vedere, speriamo dopo la partita steccata con Lecce di fare molto meglio adesso subito con la Lazio, e lì lui vuole la risposta di personalità da parte del gruppo. La Lazio ha il nostro valore, il nostro stesso valore, si compara con la Lazio, dice come l'anno scorso, quindi è tutto da vedere. L'esperienza quanto conta? Beh, conta, e lui dice, Spalletti praticamente ci dice ci si faccia presto ad acquisirla questa esperienza e questa personalità. Del mercato soddisfatto, noi poi ci spostiamo pure con un Amrabat tattico già, perché così metteremo un po' di ipotesi di formazione. Del mercato soddisfatto, l'unica via è far giocare i nuovi, per i nuovi bisogna farli giocare, e lui dice l'allenamento fino a un certo punto, ma poi li devo vedere in partita. E entra un pochino più anche nel dettaglio, la domanda di Claudio Vivenzio lo porta a parlare ancora più di tattica, e ci spiega ad un certo punto che non ama che il mediano, che uno dei mediani venga troppo sotto palla, insomma vicino ai difensori per impostare. Vorrebbe che lo facessero i difensori, altrimenti se poi ti aspettano si crea un intruppo in difesa, c'hai meno giocatori poi a centrocampo per ricevere palle, c'hanno superiorità loro che ti bloccano poi attaccanti e trequartisti, e quindi non ti aspettano lì, e quindi lui non ama che poi i mediani vengano dentro, cosa che invece fa Pioli. La metto lì. Lui invece ama, Pioli, allargare tutto, alzare i terzini, allargare i 2 centrali e portarsi un centrocampista a turno in mezzo ai 2 centrali per impostare. Però poi c'hai i terzini che vanno, Hernandez eccetera eccetera, cosa che il Napoli non ha. Quindi è a seconda pure delle caratteristiche dei giocatori che tu imposti un certo tipo di gioco. È facile capire, ce lo dice Spalletti, il calcio è facile. E gli chiedono poi ancora nella tattica di stringere un po' gli esterni per dare una mano così. Me ne domanda anche interessante, ma Spalletti la liquida facile, dipende dalla liquidità poi del gioco, un po' dagli avversari, un po' dalla fase della partita, è chiaro, e ci spiega proprio nel dettaglio come fossimo dei bambini. Ma lo fa bene? Ah, qua fa bene, perché certi giornalisti, permettetemi, sono come dei bambini, li devi spiegare che praticamente quando poi Di Lorenzo si sovrappone internamente o esternamente, Politano si accentra eccetera eccetera, allora che fa? Di Lorenzo è ala pura, in quel momento è attaccante, e allora Politano poi è stretto come gli si chiede eccetera eccetera. Spiega le basi del calcio. E poi c'è la domanda puntigliosa che viene, se non vado errato, lo so, viene da Paolo Del Genio, che l'ha girata ad un collega che l'ha fatta praticamente per lui, e dice: perché Mertens non l'hai messo subito titolare come trequartista e hai aspettato 35 giornate l'anno scorso per farcelo vedere titolare, e Raspadori dopo pochi allenamenti subito l'hai messo titolare in quel ruolo? E Spalletti un po' di difficoltà, un po' di affanno, dice: io non ti voglio rispondere male, e alla fine non gli risponde, perché lui dice: lì ci abbiamo messo anche Zielinski e anche Elmas nel 4-2-3-1 come trequartista, e poi ricomincia questa sorta di
edulcorazione, cioè cita e esalta le qualità di Mertens come attaccante e fallisce, fail to mention quelle che poi alla fine sono state anche le sue qualità di attaccare gli avversari, e quindi dice Mertens è molto bravo quando attacca, si gira eccetera eccetera, sottolineando senza dirlo, quindi sottintendendo, che italiano oggi, lasciatemi un like, non sto sbagliando una parola, sottintendendo che Mertens invece in fase difensiva era un pochino meno performante. Non sono assolutamente d'accordo, probabilmente Mertens non glielo faceva vedere in allenamento, è l'unica cosa che devo pensare, se non vogliamo pensare male che sia stata proprio una questione di rapporti e di sofferenza di personalità, e quindi vabbè, è il mio commento perché non ce lo spiega. Qualche regrets, questo modo in italiano, ti sei pentito insomma del turnover fatto con Lecce. Ieri mezza squadra non si è allenata, è difficile per me dirlo eccetera eccetera, io guardo poi decido, sicuramente sbaglio, tra parentesi io ci ho messo se non vinco, perché qua Spalletti ha ragione da vendere, se poi non vinci hai sbagliato il turnover, se vinci hai fatto benissimo perché hai fatto allenare anche gli altri. Andiamo senza indugio a mettere i giocatori in campo, quindi in porta ci mettiamo, aspetta perché qua ci mettiamo Navas, fatemela fare la battuta, voglio fare la battuta perché Navas è del Napoli al 101%, è già tutto fatto e quindi si mette in porta. Di Lorenzo alla destra perché non c'è alcun dubbio, ritorno di Rachmani, non credo ci siano dubbi, con Kim che è una certezza e quindi così non penso che si farà ulteriore turnover, e posso anche pensare di rivedere Mario Rui da questa parte. Ricordiamo che il Napoli l'anno scorso l'ha vinta 2 volte con la Lazio, una volta con il 4-3-3 e una volta con il 4-2-3-1, sempre però con Zielinski, però nel 4-3-3 c'era Mertens come prima punta quando vincemmo 4-0, mamma mia che partita, incredibile, forse una delle partite più belle non solo dell'anno scorso. Rivediamo Lobotka al centrocampo qui con Anguissa, e qua il dubbietto Zielinski, Elmas, magari Ndombele, io non credo che Ndombele, insomma, magari se si è innamorato Spalletti non lo so, però qua ci mettiamo Elmas, Ndombele, magari ce lo vuole far Ndombele, ce lo vuole far vedere in questa cosa, perché se gli convince Zielinski, a me convince, con Osimhen qua davanti, il ritorno di Kvara potrebbe essere una soluzione, e qui c'è il dubbio classico Lozano-Politano, io ci metto Politano di nuovo, io mi butto e ci metto Politano, quindi una sostituzione rispetto alle partite che abbiamo visto delle prime 2 o 3, e quindi capito, ma Zielinski, Anguissa eccetera eccetera, secondo me ci può stare come formazione. Fatemi sapere la vostra, se arriviamo ad un sacco di like io mi impegno a fare uscire anche così, devo fare pure il fantacalcio, mamma mia quante cose da fare oggi, senza dubbio, devo anche fare il che fare, dobbiamo vedere le cose belline da fare, domani ci sono le partite, domani sarà complicato andare live, ma state tuned perché probabilmente riuscirò a fare tipo una mezza reaction, forse riesco ad andare live col cellulare, non lo so. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Le cose belline sapete come si fanno? Sì, lo sapete, fatele. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.